Buongiorno ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo nella spiaggia di Plage Mezu, vi faremo vedere questa spiaggia innanzitutto, poi andremo a vedere la panoramica che porta a Nebida, andremo a visitare la Laveria alla Marmora, insomma faremo un giretto in questa zona, vi faremo vedere un po' di spiagge, un po' di panoramica, le strade e niente. Adesso accendiamo il nostro drone e partiamo con il nostro video. Continuate a seguirmi. Questa era la spiaggia di Plage Mezu, diciamo che era un po' sporca, anche per via del vento, ma comunque resta bellissima. Adesso ci spostiamo, andiamo a vedere la panoramica che porta verso Masua, e niente, continuate a seguirmi e ci vediamo tra un po'. Siamo arrivati alla fine della spiaggia di Fontanamare. Adesso accendiamo il drone e vi faccio vedere un po' la panoramica che porta a Masua e Nebida e ci vediamo dopo il video. Allora ragazzi, questa era la spiaggia di Fontanamare e la panoramica che avete appena visto, che porta sino a Masua e Nebida. Adesso la percorriamo in macchina, arriviamo a Nebida e andiamo a visitare la Laveria alla Marmora. Sistemiamo il drone ragazzi e partiamo subito. A dopo.
siamo arrivati a Nibida. Adesso ci facciamo una piccola passeggiata e andiamo verso la panoramica. Chi fosse interessato a visitare la Laveria alla Marmora, questo è il passaggio. Ci stiamo avvicinando ai gradini, sono abbastanza, adesso vediamo se farli oppure mandare direttamente il drone. Comunque la Laveria alla Marmora è questa qui giù, non so se la vedete, si intravede. Non c'è tanto vento, la situazione è ideale per fare un giretto col drone, così vi facciamo vedere meglio. Eccoci qua ragazzi, ho deciso di farvi vedere la procedura di come parte il nostro drone. Stiamo insieme così per i più curiosi. Prima di tutto il tappo va tolto, si aprono i braccetti, i primi due, quelli di sotto. Vi ricordo che per usare un drone serve chiaramente l'assicurazione e il patentino e la registrazione su D-Flight. Quindi adesso prendiamo il nostro telecomando, apriamo le levette così verso l'alto e accendiamo prima il telecomando, poi il nostro drone. La batteria è carica, adesso lo facciamo partire.
Spero che queste immagini vi siano piaciute. Adesso lasciamo la laveria alla Marmora e ci dirigiamo verso la spiaggia di Masua e Pan di Zucchero. A dopo. Siamo arrivati nella spiaggia di Masua e adesso, come sempre, ve la faremo vedere con il nostro drone e ci sentiamo tra un po'. Noi partiamo. Home point updated. Ragazzi, dal Pan di Zucchero e dalla spiaggia di Masua che vedete dietro è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Non dimenticate di iscrivervi al canale Destination Sardinia. Vi aspetto. Ciao ragazzi, a presto.